1.200 casi in Veneto in 24 ore, l'indice RT sale a 0,96, l'assessore Lanzarin colpa della variante inglese, c'è preoccupazione, età media dei contagiati diminuisce ancora, ricoverato in ospedale per Covid l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Città attenzionate per il weekend, tamponi in piazza Ferretto a Mestre, Isola Memmia chiusa, a Padova con agenti anche in Borghese a piedi, a Treviso assembramenti al mercato settimanale. Accertata ai mondiali di Cortina la variante inglese predominante nel bellunese Focolai, in Cadore il virologo Pregliasco incontra gli imprenditori bellunesi, terza ondata vicina. Una breve ma intensa cerimonia funebre per salutare questa mattina nella chiesa arcipretale di Rosaglia anziani coniugi trovati senza vita giovedì della scorsa settimana. 400 utenze di luce e gas attivate all'insaputa dei clienti, denunciati 2 promoter che sono entrati in possesso di dati anagrafici e numero del contatore, l'indagine della finanza. Task force arruolata dal sindaco di Vicenza contro le baby gang, esercito e polizia in campo per tutti i weekend ai Giardini Salvi. Le riprese del nuovo film Di là del fiume, tra gli alberi, tratto dal penultimo romanzo dello scrittore Ernest Hemingway, si spostano nell'area golenale del Piave. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Partiamo dai contagi, 1285 nelle ultime 24 ore, a cui vanno ad aggiungersi i 439 dell'ultimo bollettino diramato questa sera. L'assessore alla sanità Manuela Lanzarin si dice preoccupata, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, intanto a causa del coronavirus è ricoverato in ospedale l'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Oggi noi stiamo assistendo a un aumento dei contagi, abbiamo visto gli ultimi bollettini, quindi il numero di positivi sono sicuramente aumentati. Questo perché abbiamo visto, insomma, la famosa variante inglese sta circolando. Il virus accelera la sua corsa, per la prima volta il Veneto conta più di 1000 nuovi contagiati, 1285 per la precisione in sole 12 ore, con picchi oltre i 200 casi tra Padova, Treviso e Venezia. L'indice RT è salito a 0,96, pericolosamente vicino alla soglia della fascia arancione. Diversi focolai in tutta la regione. Il Veneto resta giallo, ma la curva dei contagi risale decisa. Negli ospedali per ora il numero dei ricoveri rimane sotto la soglia di allerta, ma nelle terapie intensive continua la lenta progressione. Vedendo quello che sta succedendo attorno a noi, io penso a Bologna, a Brescia, che sono veramente in una situazione molto difficile di chiusura totale, e un po' anche l'ultima colorazione da venerdì sera rispetto appunto a quelle che sono le nuove disposizioni, ci deve far porre molta attenzione, non abbassare la guardia e quindi essere molto attenti anche nei comportamenti. Se riusciamo a scollinare questi 15-20 giorni, insomma, che sono quelli che anche a livello nazionale ci dicono sono i più difficili per la circolazione di queste varianti, credo che poi possiamo affrontare la bella stagione in maniera diversa. L'appello dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin è chiaro, lo dicono i numeri ma anche i dati che raccontano di un abbassamento considerevole dell'età media dei contagiati. Tampone positivo e ricovero al Cafoncello anche per l'ex sindaco di Treviso, cui oggi il mondo politico ha rivolto un pensiero ed un augurio di pronta guarigione. Questo incubo del Covid ha colpito anche lui e questo deve essere anche un messaggio a tutti che il Covid colpisce indipendentemente dall'età, perché Giovanni è sicuramente giovane, sta bene e sicuramente ne verrà fuori, però facciamo attenzione perché, come potete vedere, non è un virus che colpisce soltanto la fascia degli anziani, ma sta cominciando a colpire anche i giovani. Quindi forza Giovanni, ti aspetto in formissima e facciamo tutti attenzione, perché quanto è successo a Giovanni domani mattina può succedere anche a me. Allora, c'è preoccupazione per la variante inglese accertata ai mondiali di Cortina, mondiali di sci, sono 23 i casi sui 66 esaminati dall'Istituto Zooprofilattico fra le positività del bellunese Focolai in Cadore. Sentiamo il virologo Pregliasco che ha incontrato gli imprenditori bellunesi. Il Covid-19 è una guerra che ci ha riportato alle pandemie del passato e che continua a tenerci in una condizione di fiato sospeso per ciò che accadrà nel futuro. Il noto immunologo del Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, l'ha detto bene ieri pomeriggio agli imprenditori di Confindustria Belluno Dolomiti. Le varianti del virus sono più diffusive e oggi più che mai bisogna stringere i denti, stringere i rubinetti delle disposizioni e lanciare la vaccinazione. Previsioni ad oggi, per essere realistici e non buttare dei numeri o delle situazioni a casaccio, si possono fare solo su un arco temporale limitato e direi entro questo mese. Purtroppo la situazione attuale vede un peggioramento
Le notizie non sono buone. In provincia di Belluno la ripresa del contagio comincia a preoccupare. In Cadore i casi più elevati, pur sia ancora nel limite delle decine. È stato un anno difficilissimo per le nostre aziende e per noi tutti, ha detto la presidente di Confindustria Lorraine Berton, che al professor Pregliasco ha ricordato le innumerevoli azioni messe in campo dagli imprenditori per combattere contro questo nemico invisibile. Purtroppo sappiamo che non è finita. E come imprenditori siamo particolarmente allarmati per il tema che riguarda i vaccini, siamo addirittura anche un po' confusi. La preoccupazione nostra oggi delle nostre aziende è di arrivare troppo in ritardo, di non farcela, perché oltre che alla salute purtroppo l'economia va di pari passo. Mi sento relativamente ottimista, tra virgolette, nell'immaginare nel prossimo futuro una copertura vaccinale che possa non risolverci la problematica del virus, perché anche se arriveremo a quei valori del 70% che si sperano, si dicono essere quelli dell'immunità di gregge, in realtà questo virus ce lo troveremo ancora per un anno, per 2 anni, e sarà necessario, come per l'influenza, realizzare richiami vaccinali. Oggi, di fronte alla terza ondata, la scommessa è una sola e riguarda le disposizioni che limitano la diffusione del virus. Il lockdown, al di là delle singole disposizioni, in pratica regola il rubinetto della velocità con cui le persone si ammalano. Questo virus, lo sapevamo, non ci coglie di sorpresa, si modifica, perché non è intelligente, è semplicemente inefficiente nel replicarsi uguale a se stesso. E questo svantaggio che c'è rispetto ad altri virus invece molto più attenti, lui lo rigira, così come il virus influenzale, in un fatto positivo, cioè di provare le varianti che sono purtroppo più diffusive, del 40% rispetto all'originale, e anche colpiscono di più i bimbi giovani che erano meno coinvolti. E allora intanto le città corrono ai ripari con misure anti-assembramento. Andiamo a Padova, dove oggi Prato della Valle è stato chiuso. Ora anche Padova ha la sua isola deserta, ma non sognate di andare a viverci dalle 14 alle 22 del sabato e della domenica. I 4 ponti di accesso sono chiusi, transennati. Per questo l'isola Memmia di Prato della Valle è deserta, l'ennesima misura anti-Covid dell'amministrazione Giordani e anche anti-risse, dopo quella accaduta domenica pomeriggio tra una ventina di giovanissimi proprio nell'isola Memmia. Stiamo cercando di monitorare un po', soprattutto per incanalare tutte le persone verso una soluzione definitiva, che è quella un po' di calmierare le gite in centro a Padova nel fine settimana. Speriamo che passi questo messaggio, perché, ripeto, non lo facciamo per boicottare qualcuno. Dopo le vasche a senso unico sul listone tutti i sabati, Padova fa questo esperimento. Chiude un luogo aperto ma di potenziali assembramenti, come l'isola creata alla fine del Settecento da Andrea Memmo, procuratore di Venezia inviato a Padova dalla Serenissima per risanarne i commerci e i monumenti. L'assessore Bonavina, quasi fosse d'accordo con i veneziani di allora, dice che la giunta non vuole desertificare la città ma renderla più viva possibile. Noi sono già il terzo fine settimana che facciamo il senso unico pedonale tra Prato della Valle e il Canton del Gallo. È un esperimento che è riuscito, direi, bene. Oggi facciamo questa ulteriore prova, speriamo che serva a qualcosa, speriamo che non ci sia un travaso verso altri posti della città. Per il momento mi sembra che stia andando tutto abbastanza bene, per cui... A vigilare sui ponti di accesso all'isola Memmia la Protezione Civile e i Vigili Urbani. Agenti di polizia e dei carabinieri, anche in borghese, saranno in servizio in Prato della Valle per prevenire atti pericolosi come la rissa di domenica scorsa. E complice la bella stagione, gli assembramenti in alcune città ci sono stati. Andiamo a Treviso. Questa mattina siamo un po' molto traffico. Il trend in crescita dei contagi non spaventa i trevigiani, che questa mattina hanno scelto comunque il mercato settimanale. Centinaia di persone si sono riversate nelle piazze a cercare l'offerta tra le bancarelle. La calca in certi momenti era impossibile da evitare. Tanti assembramenti secondo lei? Non però. Posso chiederle, tanti assembramenti?
Sì, abbastanza. Dobbiamo esserci un po' attenti. Troppa. Pensavo meno e io adesso vado via. L'importante è che abbiano tutti la mascherina, io ce l'ho doppia, hai capito? Doppia e di solito non vengo mai a quest'ora. Insomma si esce ma con tutte le precauzioni del caso, gel e mascherina anche doppia ai varchi, volontari alpini e protezione civile. Di fronte ad un mercato mai così vivace, tante anche le voci fuori dal coro. È pentita di essere venuta al mercato? No, bisogna uscire. Io non manco mai al mercato, purtroppo. Anche se c'è un aumento di contagi. Noi ci proteggiamo e speriamo bene. Parzialmente soddisfatti gli ambulanti, tanta gente sì, ma si vende poco. Lei è contento che c'è tutto questo giro? Non so se sia un bene. Però per il suo lavoro? Per il mio lavoro sì. Si lavora oggi? Abbastanza, dai, non c'è male. Comportamenti corretti? Io ne vedo corretti, vedo paura, vedo timore di una zona arancione, per cui vedo anche molta attenzione nel comportarsi abbastanza correttamente, il più possibile se non altro. Ora in Piazza Ferretto a Mestre, dove oggi la Protezione Civile con i tendoni ha effettuato i tamponi proprio nell'ora della movida. Prima di tutto dico la verità perché è gratuito e secondariamente perché è importante sapere se si è positivi, asintomatici, tutte queste cose qua. Un'iniziativa apprezzata quella messa in campo dalla Regione per effettuare i tamponi nei luoghi ad alta socialità come le piazze, frequentati soprattutto dai giovani. In piazzale Donatori di Sangue a Mestre sono stati allestiti 2 tendoni della Protezione Civile. Sì, la Protezione Civile è di supporto per questa iniziativa. Qua oggi nel Comune di Venezia abbiamo una quindicina di volontari che hanno allestito in piena sicurezza, come vedete alle mie spalle, diciamo, i tendoni e la zona dove fare i tamponi gratuiti. È un screening generale, diciamo, per i giovani e meno giovani che frequentano le zone della Movida, al centro, con queste belle giornate. Circa 250 i tamponi a disposizione del personale medico. È un test rapido, un tampone nasale, quindi si esegue il test e dopodiché si devono aspettare i 15 minuti per avere la risposta. In caso di positività faremo un tampone nasofaringeo, siamo già d'accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'US di Mestre che ha collaborato attivamente, li porteremo i tamponi al laboratorio e quindi li seguiranno da un punto di vista, diciamo, normale come si segue un soggetto positivo. Un'iniziativa rivolta prettamente ai giovani con un appello. Abbiamo voluto essere nel cuore dei luoghi frequentati dai nostri ragazzi, che non sono solo la scuola. Ed è un messaggio importante che cerchiamo di dare con questa presenza oggi, perché il tentativo è quello di esorcizzare la scuola, che fosse il punto più protetto dove i ragazzi possono stare, e invece richiamare l'attenzione in questi momenti di ricreazione che chiaramente i nostri giovani cercano e di cui hanno anche bisogno dopo questi mesi faticosi e chiusi, ma che devono essere vissuti con intelligenza e con grande prudenza. Passare il messaggio di dobbiamo volerci bene un po' tutti, fate anche voi la vostra parte, soprattutto per le persone più fragili, più delicate che avete a casa e che avete vicino. Sono molte le priorità di questo momento, sono molte le emergenze ovviamente. Oggi la nostra principale concentrazione deve essere dedicata ai vaccini, sperando che arrivino quanto prima le dosi da essere poi inoculate nelle persone. Dall'altra parte però poi nel momento in cui dovessimo riuscire a chiudere la fase dell'emergenza dobbiamo subito affrontare 2 temi. Il nuovo monoblocco del Lido, quindi un nuovo distretto sanitario, il Lido di Venezia, moderno ed efficiente, che rientra nell'operazione Ospedale al Mare, e il nuovo distretto di Marghera. Restiamo nel veneziano. Lunedì è previsto il rientro in classe alla primaria Fratelli Bandiera di Malcontenta, dove si è verificato un ceppo di variante inglese del coronavirus. L'assessore Besio ha effettuato un sopralluogo durante la sanificazione dei locali dell'istituto. Lunedì rientrano in classe, queste 9 classi rientrano all'istituto della primaria, 9 classi, quindi parliamo di circa 150 bambini. Auguriamoci naturalmente che tutto vada per il meglio, compresi i tamponi che oggi verranno effettuati di ritorno.
Con la scoperta di 7 alunni e un insegnante positivi, la scuola primaria Fratelli Bandiera è malcontenta e ad oggi il primo e unico focolaio di variante inglese al coronavirus nel territorio comunale di Venezia. In vista del rientro in classe dopo la sospensione delle lezioni in presenza, l'assessore comunale alle politiche educative Laura Besio ha compiuto un sopralluogo nell'istituto assieme tra gli altri al presidente della municipalità di Marghera, Teodoro Marolo. Oggi si sono espletate tutte le attività di sanificazione dell'intero istituto, palestra compresa. L'occasione è stata utile per portare un saluto alla dirigente scolastica, la dottoressa Laura Alemanno, e anche a una rappresentanza dei genitori che era presente, che in primis ha bisogno di rassicurazioni. Nei giorni scorsi le vaccinazioni del personale scolastico comunale hanno portato al forfait di 47 maestre e 16 dipendenti non docenti per effetti collaterali. CGIL e UIL hanno accusato il comune di disorganizzazione nelle vaccinazioni. Per Besio le scelte dell'amministrazione hanno invece limitato i disagi. Abbiamo scelto come amministrazione comunale di tenere chiuso il venerdì pomeriggio il servizio proprio da un lato per garantire la maggior copertura vaccinale, sicuramente anche per convogliare tutte le maestre nella prima parte della mattinata, sapendo, essendo anche stati messi in guardia sugli possibili effetti collaterali dei vaccini, che si sarebbero potute verificare delle assenze. E le assenze, devo dire la verità, sono state veramente importanti, non ci avrebbero permesso di aprire alcuni plessi. In questa maniera siamo riusciti quantomeno a garantire in sicurezza il servizio per la mattina. Andiamo a Zellarino. Malmenata e rapinata mentre alle 8 di sera stava versando nel bancomat i 2.000 euro dell'incasso della sua tabaccheria. Vediamo. Fortunatamente c'era un signore che stava passeggiando coi cani e l'ho fermato per chiedergli se poteva chiamare i soccorsi. Malmenata e rapinata dei 2.000 euro che stava versando a uno sportello bancomat in via Castellana. Per Marina, 25 anni, l'incubo che difficilmente riuscirà a dimenticare si è manifestato in piazza Munaretto a Zelarino, in un'area piena di telecamere, di fianco agli uffici del comune di Venezia e persino della polizia locale. Ma sono le 20 e in giro non c'è già più nessuno. Marina entra in banca come ha fatto 1000 volte per depositare l'incasso del bar tabaccheria di famiglia. Alle sue spalle uno sconosciuto le blocca le mani. È un istante. Io vado a sbattere contro il plexiglass, il separé che c'è in banca, e poi cerco di dargli qualche calcio, però lui quindi si gira nel mentre che io vado a sbattere e raccoglie i soldi che sono caduti per terra. Cerco di dargli dei calci, ovviamente senza andare a buon fine, però e poi lui scappa semplicemente. L'aggressore è descritto come un uomo italiano di muscolatura massiccia. Nel mentre in cui lui cercava di prendermi i soldi, nel momento in cui ovviamente mi ha bloccato le braccia, ha detto questo, puntini puntini, probabilmente voleva dire questi dalli a me o qualcosa del genere, o immagino siano queste le solite parole che si dicono in questi casi. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. A Marina resta lo shock di un'aggressione in un luogo che fino a ieri appariva tranquillo, o perlomeno nel quale non aveva mai notato presenze sospette. No, assolutamente, perché comunque stiamo molto attenti, appunto per evitare problemi di questo genere. La giovane è stata visitata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove le è stata riscontrata solo una piccola lesione guaribile in 2 giorni. Per le altre conseguenze, quelle che minano la serenità, probabilmente ci vorrà un po' di più. Ora andiamo nel Trevigiano. Un operaio di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di 2 ragazzine di appena 13 anni. Violenza sessuale nei confronti di 2 ragazzine di appena 13 anni. Un operaio 45enne residente nel Coneglianese è stato arrestato dalla polizia martedì scorso. I fatti risalgono allo scorso novembre, quando i genitori delle 2 giovanissime presentano denuncia di scomparsa delle figlie, preoccupati perché le ragazzine non erano tornate a casa per la notte che le 2 avrebbero trascorso a casa del 45enne, persona a loro nota e dal quale si erano recate in visita. Qui sarebbero state costrette a compiere atti sessuali all'interno di un garage dove era stata allestita una specie di camera da letto. L'indagine, vista la gravità delle accuse e la giovanissima età delle vittime, è delicatissima e di riservo è massimo. Il 45enne nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Utenze di luce e gas attivate all'insaputa dei clienti. 2 promoter sono stati denunciati e andiamo a vedere come agivano.
Oltre 400 utenze di energia elettrica e gas attivate all'insaputa dei clienti che si vedevano arrivare a casa la bolletta di un contratto mai sottoscritto. Truffa aggravata e sostituzione di persona sono i reati contestati a 2 giovani promoter, un 25enne veneziano ed un 30enne trevigiano. Le indagini della Guardia di Finanza di Treviso sono partite da un esposto della stessa azienda che aveva affidato ai 2 agenti l'incarico di proporre ai clienti tariffe concorrenziali per la fornitura di luce e gas. I 2 però con vari raggiri riuscivano ad ottenere i dati della persona ed il numero del contatore, stipulando contratti sui quali apponevano la firma falsificata della vittima. Stiamo parlando di oltre 250 vittime che più o meno residenti nel Veneto prevalentemente, ma anche in Emilia Romagna, anche nel Lazio e anche in Friuli. Sono oltre 400 i contratti di fornitura individuati illecitamente sottoscritti e oltre 35.000 euro è stato individuato il profitto illecito tratto dai 2 soggetti. Per ogni contratto i 2 promoter ricevevano dall'azienda ignara della truffa 80 euro di provvigione. Una delle tecniche più utilizzate dai 2 truffatori era quella di presentarsi soprattutto a persone anziane come tecnici dell'Enel e chiedere di poter vedere una delle ultime bollette dalle quali ricavavano i dati per il nuovo contratto. I 2 promoter sono stati denunciati. Una breve ma intensa cerimonia funebre per salutare questa mattina nella chiesa arcipretale di Rosà gli anziani coniugi trovati senza vita giovedì scorso. Quando le spiegazioni non ci sono, le parole sono chiamate a diventare silenzio. Silenzio in cui affidarci al Signore. Nel nostro silenzio umano può allora trovare spazio il silenzio di Dio. Il silenzio che non è mutismo, che non è sinonimo di vuoto, ma è un silenzio creatore. Una chiesa gremita, un'intera comunità che ha voluto stringersi per l'ultimo saluto a Domenico Bizzotto e Antonia Rattin, la coppia di anziani coniugi trovati senza vita nella loro villetta di via Cadolfina, Rosà. Omicidio-suicidio è quanto ha confermato l'autopsia effettuata mercoledì scorso dal medico legale Giovanni Cecchetto. L'uomo giovedì 18 febbraio ha ucciso la moglie, malata da tempo, per poi togliersi a sua volta la vita. Una vicenda che ha scosso tutta Rosà. La conferma la presenza di tante persone unite in quel silenzio di cui ha parlato Don Ivan Arsego durante l'omelia, che è stato colto anche dal sindaco Paolo Bordignon. È stato, credo, un ultimo saluto di tutta la comunità, verso 2 persone che si amavano. Questo è il messaggio che volevamo dare alla comunità stessa. Ha detto bene Don Ivan nell'omelia che non dobbiamo cercare il perché, ma dobbiamo solo capire il significato che hanno portato a questo, per cui concentriamo su questo. È un buon silenzio in questo momento, credo che sia il momento più opportuno. Crediamo nella misericordia infinita che Dio Padre ha per ciascuno di noi e che il Signore Gesù ci ha mostrato con la sua vita. Misericordia che traspare dalla vita di Gesù, che ci aiuta a conoscere questo volto del Padre. Misericordia alla quale affidiamo Antonia e Domenico. A Vicenza ora andiamo ai Giardini Salvi, presidiati per tutto il weekend da forze dell'ordine ed esercito. Nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza di Vicenza è stato deciso con prefetto e questore di coordinare le forze di polizia unitamente all'esercito per il presidio in zona Giardini Salvi proprio per arginare il fenomeno delle baby gang. È inaccettabile che la violenza che si è vista nei giorni scorsi sia stata perpetrata ai danni di persone peraltro che erano lì per lavorare, come il controllore di SVT, cui va ribadita la nostra solidarietà. Bisogna assolutamente intervenire quindi in termini di sicurezza, ma poi anche da un punto di vista sociale. Baby gang che vengono prevalentemente da fuori città, dalla provincia. Sono ragazzini che durante la settimana frequentano altre province e nel fine settimana si concentrano qui. Quindi verso le ore 15-16 si sganceranno diverse pattuglie della Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale a presidiare il parco. Tutti i weekend dunque a partire da ieri, venerdì nell'orario pomeridiano, fino alla chiusura del parco alle 19. Ho paura, specie di sul tramonto quando non c'è luce, evito, faccio il giro, io abito di là e devo andare di qua.
Quindi è contento? Io contentissimo. Sicuramente una presenza delle forze dell'ordine, ripeto, penso sia da deterrente per qualsiasi persona che voglia delinquere. Il Piave diventa un set per raccontare il penultimo romanzo dello scrittore americano Ernest Hemingway. Le riprese del nuovo film Di là del fiume e tra gli alberi, tratto dal penultimo romanzo dello scrittore americano Ernest Hemingway, si sono spostate nell'area golenale del Piave a Sernaia della Battaglia. Pronti? La pellicola è il frutto di una produzione anglo-canadese. A girare il film tra Venezia e la Campagna Veneta è la pluripremiata regista spagnola Paola Ortiz. Tanti gli italiani che lavorano in questa prestigiosa produzione. Quasi 6 mesi di presenza sul territorio tra preparazione e altro. Anche tutta la fase successiva, cioè la post-produzione e quant'altro, resterà qua in Italia, in Veneto. Non poteva dunque aprirsi in modo migliore un 2021 che si annuncia veramente da record. Sono molteplici le produzioni in arrivo, considerando che purtroppo il 2020 era stato un anno condizionato dalla pandemia. Una produzione che sul territorio ha speso quasi, spenderà alla fine 8-9 milioni di dollari. Ha avuto una quantità di persone che lavora che ha raggiunto in alcune giornate 150-160 persone tra troupe, tecnici, attori, comparse e quant'altro. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un cast artistico e tecnico straordinario e poi i tre attori, insomma, Liev Schreiber, il protagonista, Josh Hutchinson, il coprotagonista, e Matilda De Angelis, che è la star emergente. Al cast stellare si unisce il frutto del lavoro collettivo di artisti, tecnici e artigiani di tutta la penisola che fin dagli albori della cinematografia ci hanno sempre fatto apprezzare in tutto il mondo per creatività e capacità. Sono straordinari, hanno risolto problemi in maniera rapida, creativa, intelligente e con un tocco di gusto che ci contraddistingue rispetto ad altri tipi di cinematografia o di culture. E questo gli attori americani lo notano? Assolutamente sì, sono stato non solo gli attori ma anche i tecnici non italiani. Quando sarà nelle sale? Allora, l'obiettivo è terminare la post-produzione per la tarda estate, inizio dell'autunno e vedere se riusciamo a presentarlo verso settembre. Questo per noi era l'ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Il mese di febbraio si conclude con il bel tempo, ancora alta pressione che tiene lontane le perturbazioni, ma infiltrazioni più fredde faranno calare lievemente le temperature. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una domenica in compagnia di un tempo asciutto e stabile. La giornata risulterà decisamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, al massimo con locali velature. Clima un po' più fresco con temperature minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione, con tanto sole anche qui su tutti i settori, il cielo sarà sereno e limpido. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 11-13 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni assenti, anche qui il sole sarà ben presente, locali nubi sui settori meridionali. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime invece sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.